Poi ci speculate Allora, su attenzione, questo. do la parola al sindaco di Cona perché sennò non ho neanche proferito parola. E dopo tu Minetti. Attendo di solito il mio turno. Fino adesso non abbiamo parlato del vero problema. Alla mia destra ci sono due esponenti di partiti politici che negli ultimi 17 anni hanno governato questo Paese, alternandosi 11 anni e mezzo la Lega, e il resto appunto i partiti centro-sinistra. Se il nostro Paese è in questa situazione bisogna anche addebitarlo a dei responsabili, non personalmente i presenti, ma chi ha governato questo Paese. Perché questa premessa? Perché dobbiamo trovare sempre dei responsabili sulle persone che hanno governato il fenomeno. Il fenomeno dell'accoglienza, che è un'altra cosa rispetto al fenomeno dell'integrazione, è in questo Paese fallito. È fallito perché è un fenomeno talmente complesso che se solo la contrapposizione tra migranti sì, migranti no, sa suggestionare le persone con delle verità, siamo capaci tutti. L'orizzonte temporale dei nostri politici è la prossima elezione e dunque è chiaro che dicono delle verità che suggestionano. Cona si vota in pochi, tutto qua. Quanti siete? Quanti abitanti siamo? Si vota con un corpo elettorale di circa 2000 persone ed era sacrificabile perché se si poteva scegliere un'altra base per diminuire appunto l'impatto di Cona, 1000 migranti di un comune da 2900, una frazione da 190 abitanti, si poteva fare. Proprio in quelle cabine di regia che tu volevi sapere, io ho partecipato e quando il prefetto ha detto sì, metteremo delle persone, migranti, per me sono persone, H di Chioggia, abbiamo già trovato la struttura, al pomeriggio è uscito il comunicato stampa in cui il sindaco di Chioggia, Alfagnano, diceva a Chioggia non verrà nessuno. Dunque è la politica qui che è mancata. E non si può essere di parte rispetto a un fenomeno, se ti arriva il terremoto e lo devi gestire, non è che sei favorevole al terremoto. Da noi è arrivato il terremoto, io l'ho gestito cercando di allontanare ogni fazione politica che venisse lì a speculare. Da una parte ho 6 migranti che mi accompagnano i bambini a scuola perché nessuna associazione, compresa l'unità pastorale, si è offerta a dare di volontari per accompagnare i propri figli a scuola e io l'ho risolto grazie all'ausilio di migranti e una buona cooperativa. Dall'altra parte ho l'altra faccia della cattiva gestione, 1000 persone ammassate in capannoni di plastica che rappresentano effettivamente una pagina triste sulla civiltà. Cosa c'è lì? Dove sono? Spieghiamo a chi non conosce questa la realtà. Una ex base dell'esercito demaniale, c'è stata fatta una convenzione con la prefettura, il prefetto Morcone il 23 luglio del 2015 comunica al sottoscritto e agli altri sindaci che sarebbero stati di arrivi. Gli ha detto un centinaio di persone? I primi sono stati 50. Da lì in poi cosa è successo? L'assenza della politica, l'assenza totale della politica. Non ho mai trovato una persona di governo che venisse a portare avanti un proprio disegno e non ho mai trovato nemmeno qualcuno dell'opposizione che dicesse per risolvere il problema io propongo questo, perché sono dentro i nostri confini. Conveniva a tutti non trovare delle soluzioni. Sono arrivati a centinaia, un comitato ha cercato di dire signori basta, non è possibile, non si risolve e siamo arrivati la scorsa settimana a 1.700 persone. 1.700 persone? No, 1.007 persone, 1.000 persone. Mi sfugge per comunità diciamo 1.000 persone. Che vivono però in condizioni... Io sono un amministratore. Nel momento in cui ho scelto di fare l'amministratore ho detto devo risolvere dei problemi e ci ragiono nei problemi. È il fatto che stiamo buttando effettivamente nel calderone talmente tanti denari che riusciamo a distruggere ogni principio di eventuale integrazione con questo genere di accoglienza, perché non gli stiamo insegnando nulla, gli diamo un paio di pasti caldi al giorno, però effettivamente Sindaco, scusi, io sono un ragazzo di campagna, ho bisogno che lei mi chiarisca, lei è stato chiaro, ma anche per la gente che si ascolta a casa, lei dice quindi, se io capisco bene, la distribuzione dei migranti nel caso specifico è stata non eterogenea perché per una mancanza politica o per un interesse elettorale? Di progetto, sì. Assolutamente sì, perché quando si discute in queste cabine è come dire il comune, tra virgolette, che ha meno le spalle grosse, non può alzare la voce, questo mi sembra. Anche perché quando io sono stato da Alfano non conosceva il problema di Bagnoli e Cona.
detto chiaramente, nel salottino di Fane c'era il superprefetto Morcone che chiedeva a noi cosa si dovrebbe fare. Allora a questo punto di vista o mentono o se questo era il progetto, io sono testimone del fatto che il progetto non c'è. Ecco, Tominetti, a questo punto c'era una cooperativa corrente, se ci fosse una cooperativa che gestiva la situazione di Cona? Sì, questo si sa, ma io vorrei partire dall'inizio del video. Allora, quel video lì, di cavolate se ne vedono tante su Facebook, una più, una meno, però ricorda molto nel ventennio in Germania, quando le camicie verdi nazionalsocialiste additavano la colpa agli ebrei di tutti i mali del paese. Magari su qualcosa c'erano anche delle verità, e in quel video si dicono un sacco di stupidaggini e qualche verità. Il problema qual è? Che è assolutamente vero che dal 2007 ad oggi l'immigrato che arriva, che sia titolare di protezione internazionale, che sia una persona a cui verrà poi riconosciuto uno status, e poi diciamo un'altra cavolata, cioè una delle tante cavolate che si sentono, lo status di asilo politico non si dà a chi scappa dalla guerra. Lo status di asilo politico si dà in base alla Convenzione di Ginevra, che la Lega non ha mai disdettato, e in base ai trattati europei che la Lega non ha mai disdettato, anzi ha firmato il trattato di Dublino. Però non voglio tornare indietro nel tempo, perché erano numeri diversi e situazioni diverse. Non mi guardi, 5 anni o 10 anni sono cambiati tutte. Quelli che arrivano, che scappano dalla guerra, non sono persone che avranno mai l'asilo politico, perché l'asilo politico è una questione individuale. Io sono anni che sento queste cavolate qui da persone che prima di intervenire non studiano. Per il visto, devono ottenere un visto, dai. La cosa che a me interessa invece sottolineare è che è vero che dal 2007 in poi effettivamente noi siamo in una situazione di crisi, ma dobbiamo pensare che in Italia dal 1994 al 2011 sono entrate 4 milioni di persone, ok? Quindi una media di 235.000 all'anno, di cui 2,7 milioni durante i governi di centrodestra e 1,3 milioni durante i governi di centrosinistra. Ma c'era una situazione diversa, si sono integrati per lo più. E la questione più paradossale è che chi oggi dice che sa come gestire questo problema qua, quando era al governo ha fatto prima una sanatoria da 700.000 clandestini, quindi 10 volte l'invasione del 2014. Ma sono clandestini adesso? Poi, probabilmente molti sì, perché con la Bossi-Fini effettivamente chi perdeva il lavoro, siccome, ma poi scusami, parliamo una alla volta o parliamo insieme? Io non capisco, però io voglio che lei arrivi adesso, perché se andiamo al passato, adesso ci facciamo recriminazioni da... Diciamo che se uno ha chiaro cosa fare, ci deve dire perché ha fatto il contrario quando governava. Perché erano tempi diversi, io dico, allora 8 anni fa non eravamo in crisi, perché nel 2011 Maroni ha fatto una sanatoria da 350.000 clandestini. Maroni è andato in Libia e ha fermato gli sbarchi. Nel 2011 Maroni, ma no, te lo dico io perché tu hai... Ma io non voglio recriminazioni passate politiche, non mi interessa, il cittadino, Sì, ma scusami, il cittadino adesso dice, se continuiamo a guardare il passato, cosa ha fatto questo, e Napolitano, mamma mia, non ne veniamo più. Il problema reale è che chi oggi dice che ha la soluzione in tasca, nel 2010 ha fatto 2 decreti flussi, Maroni, uno da 100.000 lavoratori stagionali e uno da 80.000 lavoratori normali, 180.000 persone, quando c'erano già miliardi di ore di cassa integrazione. Quindi la pagliacciata vera è che chi dice che 35 euro sono tanti, nel 2011 Maroni ne dava 45. Chi dice che questo sistema è sbagliato, l'ha inaugurato Maroni questo sistema, che ha aperto il CARA di Mineo. Maroni, ok? Quindi continuiamo? E questo sistema bisogna forse smettere, allora tagliarlo, è stato fatto in un momento diverso. È sostanzialmente stato iniziato da loro. Ma quindi continuiamo? Il vero problema è che dal 2011 ad oggi, poi quando parli tu ti interrompo ogni 3 secondi, dal 2011 ad oggi, no? Noi abbiamo avuto una serie di ingressi che non sono stati per motivi, diciamo così, legati al lavoro, ma sono accoglienza umanitaria, è una cosa completamente diversa. L'ultimo decreto flussi, in un momento in cui non se ne sentiva la necessità, l'ha fatto la Lega Nord, è questa la buffonata della situazione. Ma io non voglio buttarla in politica, perché io ho chiamato voi che siete operatori del territorio. Ma io infatti non la butto in politica, perché se no diciamo, è stata la Lega, è stata Forza Italia, è stato il PD, è stato... però non può buttarla in politica solo la Lega. In questo momento la situazione è chiaramente una situazione relativamente difficile, perché oggi abbiamo un'entrata che è un quarto di quella che c'è stata fino a 4 anni fa.
e probabilmente con la situazione in cui siamo possiamo tranquillamente gestirla se non si fa speculazione politica. Il motivo per cui a Cona ci sono 1000 persone e a Bagnoli ce ne sono altri 700 è proprio per il fatto che, come ricordava bene Stefano Ferro, a un certo punto si stava facendo la microaccoglienza, 5 persone per appartamento, che non se ne accorgeva nessuno, e il sindaco Bitonci e Boron, l'altro assessore, sono andati a indicare con il ditino e a stigmatizzare quello che era un'accoglienza normalissima che non aveva creato nessun problema. Perché fondamentalmente la Lega Nord, senza sta questione profughi, sarebbe al 2% come era prima che iniziasse. Detto questo, cosa si fa? Cosa fa il Partito Democratico? Cosa fa lei? Certo. Cosa farebbe se fosse il Presidente del Consiglio? No, non andiamo a grandi cose, no, non voglio andare troppo in alto l'ho portato. Cosa è la sua soluzione? Le ricette ci sono, nel senso che le proposte sono state fatte. Intanto, se quest'anno sono arrivati lo stesso numero degli immigrati, dei richiedenti protezione internazionale dello scorso anno e il 10% in meno del 2014, perché sono state fatte tutta una serie di azioni in Centrafrica, i campi di prima accoglienza in Chad, una serie di azioni per limitare gli afflussi, gli accordi bilaterali, perché se ci ricordiamo nel 2011, quando sono arrivati i primi 20.000 tunisini e Maroni ha dato il permesso di soggiorno a tutti, poi si è scoperto che l'80% erano spacciatori e ce li abbiamo ancora in giro a Padova, la situazione si è esaurita perché c'è stata la guerra in Libia e poi a un certo punto si è instaurato un nuovo governo. Noi adesso abbiamo il problema che la Libia ci ha sempre fatto da filtro, fino a quando nel 2011 questo governo sempre ha bombardato insieme a tanti altri e ha distrutto uno Stato che fino a quel momento lì, bene o male, ma comunque funzionava. Quindi il primo problema per non avere profughi, immigrati, tutto quello che volete, è evitare di bombardargli i paesi, così evitiamo. Siccome abbiamo fatto parte di tutte le coalizioni internazionali che hanno operato in questo senso, dovremmo cominciare a evitare di distruggere le case. La seconda cosa, perché i problemi nascono là, la seconda cosa che dobbiamo cercare di fare è costruire delle politiche serie di cooperazione internazionale. Il Migration Compact l'ha proposto l'Italia a questa Unione Europea. Quando c'era la Lega Nord pareva che non interessasse, perché probabilmente i voti si prendono su queste cose qui, quindi mai più vanno a spennare la gallina dalle uova d'oro. La terza cosa che ha fatto questo governo qui è dire, siccome non vogliamo che i prefetti continuino ad imporre ai piccoli comuni, perché poi va a finire così che chi ha meno forza effettivamente subisce delle concentrazioni che sono problematiche, e rilanciamo la microaccoglienza. E quindi è dell'altro ieri una serie di provvedimenti che privilegiano la sostituzione dei centri d'accoglienza straordinari con il sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, che funziona su piccolissimi nuclei dove si fanno progetti di integrazione. Spieghi meglio alla gente questo passaggio, lo spieghi meglio alle persone. No, perché quello che chiedo, ad esempio, no, questa cosa qua, cioè se in un quartiere normale residenziale un condominio prende una microaccoglienza, 7-10 persone, no, cioè 5, Carrare, 6, non 5, 7, 6, 2 Carrare, siamo al comune 2 Carrare per esempio. Queste 7 persone però vengono seguite come non vengono seguite, perché non è che improvvisamente queste cooperative si redimono, purtroppo quelle sono le persone, abbiamo visto, come diceva lei se non sbaglio, non sono formate, giusto? È proprio qua il problema. Allora così che quei poveri vicini di casa, certo, allora cercano di vendere la casa, se ne vanno via, i dirimpettai impazziscono, abbiamo 2 anelli, 2 la vendetta. Siccome il problema oggi, se uno vuole risolvere i problemi, non se vuole continuare a prendere voti che diversamente non prenderebbe, se uno vuole, piaccia o non piaccia, affrontare questa questione e non affondare i barconi in mare, perché l'alternativa non è andare in Libia perché non ci va nessuno in Libia, l'alternativa è affondare i barconi in mare. Siccome nessuno dice che li vuole affondare i barconi, allora evidentemente queste persone che hanno il fuoco dietro le spalle continueranno a sbarcare in Italia e noi dobbiamo gestirci questa accoglienza umanitaria. Noi decreti flussi di Maroni da 180.000 persone, l'accoglienza umanitaria no, non li lascio stare, perché se uno propone una soluzione mi deve dire cosa ha fatto lui quando era al governo. No, se quando era al governo ha fatto pasticci, i cittadini vogliono adesso, non il passato. Sì, ma queste sono il frutto di politiche la soluzione l'ho chiesta io. Stavo dicendo, lo SPRAR, ad esempio, è un sistema che prevede una rendicontazione europea. Di conseguenza, chi concorre per lo SPRAR intanto fa un bando di gara.
Poi, nel momento in cui deve andare a prendersi i soldini, deve presentare una rendicontazione di tipo europeo, deve rendicontare anche le caramelle, deve dimostrare che i suoi operatori sono tutti assunti con busta paga, deve stanziare i soldi per fare almeno 500 ore di italiano per le persone che ha ospitate, deve dire come farà i percorsi di integrazione. Questo è il tentativo di superare, lo SPRAR c'è dal 2002, paradossalmente lo SPRAR l'ha messo in piedi la Bossi-Fini. La Convenzione di Ginevra non l'ha disdettata nessuno, gli immigrati sono sempre stati accolti da destra e da sinistra, no? Adesso abbiamo una situazione più difficile perché la Libia è stata bombardata, tutto qua, e bisogna cercare di venirne fuori. Con il sistema SPRAR, questa è la proposta ultima di governo, con i comuni che decideranno di attivare un'accoglienza SPRAR nel loro territorio, accogliendo almeno il 2, il 2,5 per 1000, a seconda delle situazioni, delle persone che sono sul territorio, quindi del numero dei rifugiati, le cooperative che partecipano saranno costrette a fare un buon lavoro, perché ricordiamoci che per fare una cooperativa sociale basta andare in Camera di Commercio e registrarsi. Non è che la cooperativa sociale è diversa dall'SRL che ha evaso l'IVA o dalla grande azienda che ha preso dalla mattina alla sera tutti i suoi macchinari e l'ha portato in sud-est asiatico. Sono delle organizzazioni iscritte in Camera di Commercio, possono contenere, come quelle che sono sul territorio da 20 anni, da 30 anni, alcune nuove nobili, delle persone per bene, oppure possono essere state fatte, come alcune, 2 anni e mezzo fa, per speculare su questa situazione. Però a speculare sui migranti, questo ci tengo a dire, sono in tanti in questo paese, sono in tanti. Microaccoglienza, di cui si parlava, è una tempi, metodi... No, dopo approfondiamo, voglio sentire le regioni perché poi la pubblicità. Cioè, sì, no, nel senso tempistica, deve esserci l'avallo dei sindaci, come funziona praticamente? Allora, nello SPRAR il capofila è l'ente locale, quindi il comune... Allora, il modo migliore per evitare che ci siano dei malfattori che organizzano l'accoglienza è che il comune, l'ente locale, con i soldi che gli vengono dall'Unione Europea, tra l'altro, gestisca la microaccoglienza. Così può andare a vedere con i suoi operatori se questi stanno facendo un buon lavoro oppure se ci stanno speculando sopra. Non è continuare a lamentarsi se si vuole risolvere il problema. Se invece si vuole continuare a prendere voti, si va avanti così. Allora, quando l'ente locale è capofila, decide intanto a chi assegnare il bando, perché è un bando di gara e tu lo devi vincere in base ad un progetto. Seconda cosa, ha totale controllo sia sulla parte economica, sia sulla parte, diciamo così, di gestione del progetto, sia sul monitoraggio, e dopodiché può anche dire, bene, adesso questo decreto governativo lo sancisce, tu hai un comune di 20.000 abitanti, ti accogli 50 persone e io ti giuro, scritto, ti giuro, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e io ti garantisco che lì non ti arriverà mai un CAS, cioè non ti arriverà mai la prefettura e la prefettura non potrà mai avvenirti. Però se una cooperativa si rende disponibile come è successo, tac, ti arrivano dall'altra parte. Non se c'è lo SPRAR con questo nuovo decreto, cioè, perché le due cose SPRAR, sono alternative. Se ci fosse lo SPRAR in proporzione sì, non però a arriverebbero. Padova ci sono 250.000 abitanti, non è che tu con 36 persone te la cavi pulita. No, ci vuole devi in proporzione. Prendere, allora, se domani il comune di Padova fa uno SPRAR da 400 persone, il prefetto, lo porto io Bitonci a firmare, il prefetto gli firma che non gli apre più un appartamento. Il problema è dove gli mettono, dove va messo questo SPRAR. Attualmente a Padova, scusami, ce ne sono 500. Quindi non bisogna mettere nessuno. Elezioni poi no, solo una pillola, proprio mi interessava replicare su questo, perché quando si parla di accoglienza diffusa si fanno i conti senza l'oste. Noi nell'Alto Vicentino abbiamo il sindaco di Sant'Orso, Franco Balzi, del PD, che è stato uno dei promotori, degli ispiratori dei protocolli d'accoglienza diffusa. No, sindaco Balzi, scusa, c'è da 2 anni. Quei protocolli lì l'hanno fatto il sindaco di Sant'Orso, il sindaco di Schio. Lo SPRAR di Sant'Orso è aperto, cerchiamo di informarci quando parliamo, è aperto dal 2005. Balzi è arrivato 2 anni fa. Balzi, sì, d'accordo che Balzi è arrivato 2 anni fa. Infatti, però Balzi, quello che si è gestiva impegnato il mondo della città a Schio. Vedo che lo conosci bene, il Balzi si è impegnato nell'ultimo anno e mezzo nella conferenza dei sindaci dell'Alto Vicentino per questo protocollo di accoglienza diffusa. Per promuovere lo SPRAR, la minima certo. parte dei sindaci della provincia di Vicenza l'hanno accolto e la maggioranza no. Certo. Il dato rilevante è che neanche i sindaci che hanno firmato il protocollo per l'accoglienza diffusa hanno i migranti, i richiedenti asilo in casa, per un semplice problema, per un semplice motivo.
o facciamo diventare i sindaci come degli agenti immobiliari che devono andare alla ricerca del mercato privato degli alloggi. Le cooperative. No, le cooperative. Non c'è bisogno. Ah, non c'è bisogno. Non c'è allora, bisogno. però bisogna trovare gli alloggi. E se li trovano. No, Ma come scusami, mai allora? lo Come mai nell'Alto Stio Vicentino ha ci sono 15 appartamenti, posso se li finire? trovati Posso tutti? finire? Sì, però ci diciamo sono dei cose comuni corrette. dell'Alto Vicentino che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per l'accoglienza diffusa e non ne hanno neanche uno, perché nel mercato privato non sono riusciti a trovare neanche un appartamento. Forse non si perché sono molto buona parte sbattuti. delle amministrazioni comunali, dei comuni non hanno chissà quanti alloggi da poter distribuire, da mettere a disposizione di queste persone. Gli alloggi SPRAR sono sul mercato privato. Ma c'è un problema che funzionava nella misura in cui c'erano poche decine di persone da inserire, ha sempre funzionato per questo motivo. In questi anni la rete SPRAR, un conto se ne hai 20, 30, 40 da gestire, un conto se ne hai 2200 come ne abbiamo a Vicenza, come ne avete 2200 a Padova, come caspita fai? Scusami. Allora, scusami, però tagliamo la testa al No. toro. Intanto facciamo che tutti i comuni aderiscano allo SPRAR, poi quelli che hanno le cooperative serie e responsabili, che lavorano correttamente, che lavorano bene, se tirano fuori gli appartamenti li aprono, altrimenti no. Qui abbiamo È semplice. 150, Altrimenti una scusa abbiamo si trova sempre 150 il pillino richiedenti nell'uovo. asilo, 150 richiedenti asilo a Schio, tutti in appartamenti privati, Certo. nonostante che non ci sia nessuna collaborazione dell'amministrazione comunale che ha deciso, come Ma tante stai altre del scherzando, c'è lo territorio. SPRAR a Schio? Perché? C'è lo SPRAR gestito dal Non mondo sono della nella città. rete SPRAR questi 150, non fanno parte della rete SPRAR questi, sono completamente fuori, 150 persone tutti in appartamenti Oltre a quelli privati, dello SPRAR, tutti in allora. edifici vicini al centro storico, tutti in zone già riempite di immigrati, di stranieri che stanno creando in SPRAR, così disagi. saranno gestiti correttamente. Ecco, Prego. però mi sa che si trasformano le città leggermente. Vabbè, sì, dopo possiamo vedere quanto felici Ma sono no, i perché cittadini. ci sono già, no, ci sono Sì, già. sì, no, ma vabbè, comunque Non si di trasforma fatto, niente. io ho fatto un esempio concreto, reale. E stiamo Se noi in un parlando, condominio mettiamo scusatemi, 5 persone, vediamo cosa posso succede dare un ai altro condomini. dato perché mi piacciono No, i abbiamo dati. la pubblicità. In dopo Veneto, no, solo una cosa, in Veneto c'erano 517.000 residenti stranieri nel 2014, oggi ce ne sono 492.000, cioè sono calati gli immigrati e questa è la bufala clamorosa. Dipende io dico sempre, dipende dal tipo di immigrati. Qui li chiamiamo immigrati, sono persone che arrivano che non fanno niente dalla mattina alla sera, sono diversi da quelli che lavorano 9 ore al giorno, socialmente utili, quelli che la Lega non vuole nei comuni di centro-sinistra. Questi non fanno nulla la mattina alla sera e le donne vanno a prostituirsi, Cioè tu prendi i tutto va dati a bene. caso e li butti là. No, no, io non prendo i dati a Sei caso. fantastico. Dimmi Pubblicità. dov'è Il un comune dono- di il dono- centro-destra